occasione dell'87° anniversario della consegna del premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha pubblicato sul suo sito istituzionale un tributo del sindaco di Agrigento Franco Miccichè all'illustre concittadino. L'8 novembre del 1934 l'agrigentino Luigi Pirandello veniva insignito del Premio Nobel per la letteratura per il coraggio e l'ingegnosa rappresentazione dell'arte drammatica e teatrale. Di Pirandello si è detto di tutto: innovativo, dirompente, geniale, dissacrante, ironico. Ha sovvertito lo spazio teatrale, dando vita al teatro nel teatro. Ha messo al centro delle sue opere più importanti l'incomunicabilità e la solitudine, il relativismo e l'impossibilità assoluta di conoscere la verità, il rapporto tra finzione, apparenza e realtà, maschere e volto. E quindi c'è una maschera per la società, una maschera per la famiglia, una per il lavoro. E se stai da solo, resti nessuno. Uno nessuno 100.000. E questo è il dramma che l'individuo percepisce durante la sua vita, perché capisce che non è sua, non gli appartiene, perché è preda proprio delle convinzioni e delle convenzioni sociali e delle consuetudini. Le sue tematiche sono note, le sue opere così rivoluzionarie che il termine pirandelliano è entrato in tutti i dizionari come sinonimo di paradossale, sconcertante. La produzione letteraria del Pirandello spazia dalle novelle alle commedie, dalle opere teatrali ai romanzi. Gigante della letteratura mondiale, un autore senza confini, senza tempo, e ancora oggi è rappresentato in quasi tutti i teatri del mondo. Agrigento, la sua città natale, gli ha intitolato, nel decennale della sua morte, lo splendido teatro cui si accede attraverso l'atrio di Palazzo dei Giganti, sede del comune. La sua casa natale, nel cuore dell'assolata campagna agrigentina, strapiombo su quel mare africano immenso e geloso, è stata dichiarata monumento nazionale nel 1949 ed è diventata museo che custodisce oggetti personali, fotografie, lettere, manoscritti e libri. Dalla sua casa natale un percorso suggestivo porta al Pino di Pirandello che, ahimè, è stato distrutto nel 1997 da un nubifragio. È proprio sotto questo pino che Pirandello amava soffermarsi e qui, proprio per esaudire gli ultimi suoi voleri, è stata collocata una pietra che contiene l'urna con le sue ceneri. Questo a dimostrazione dell'indissolubile rapporto che Pirandello ha avuto con la sua città e che ha mantenuto nonostante la lontananza. Pirandello, del resto, non può fare altro che testualmente ritornare sempre a quel paese, a quel luogo.